Si era recato davanti all'abitazione della sua ex compagna, l'aggredita e minacciata di morte. Con sé l'uomo, un marocchino di 34 anni già conosciuto alle forze dell'ordine, si era portato con sé una tanica di benzina. Sono stati attimi di vero terrore per la donna, una connazionale dell'uomo. Le grida hanno attirato l'attenzione di altre persone, immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Voleva darle fuoco, più volte aveva terrorizzato la sua ex compagna, più volte l'aveva minacciata. Dalle parole è passato ai fatti. Lo stalker ha aspettato che la donna fosse a casa e la sera ha agito senza esitazione. L'intervento dei militari dell'Arma della stazione di Motta di Livenza assieme ai colleghi di Oderzo e Cessalto hanno evitato che l'aggressione potesse terminare in una tragedia. Lo straniero, nel tentativo di divincolarsi dall'arresto in flagranza di reato, ha spintonato i carabinieri. Quindi, oltre all'aggressione e alla minaccia, ora dovrà anche rispondere dell'accusa di resistenza pubblico ufficiale. Il 34enne è stato portato nel carcere di Santa Bona, mentre la tanica con la benzina è stata posta sotto sequestro.